Architravo, buongiorno. Buongiorno. Senti, io in 30 secondi ti faccio una domanda. Ieri Stefano Bollani ha cantato Utang e Maradona, a Ballutang Mieze Cosceva. Come no. A un certo punto il sottopancia della Rai ha titolato Autori ignoti, ma è così, non credo. No, perché gli autori sono Lanza e Campassi, la canzone del 1984, ne parlammo mesi fa. Esatto, ma bisogna allora dirlo a Bruno che deve mandare una lettera alla Rai per dire: ma quali autori ignoti? Sono io e Campassi, o no? Perché è una parodia del Sogolo del 1903, il tango, però è inedita, riscritta da Lanza e da Campassi, anzi addirittura il primo interprete fu proprio Emilio Campassi, ne parlammo il 30 ottobre. Me lo ricordo benissimo. Mi fai una cortesia, vuoi avvisare tu Bruno Lanza? Va benissimo, gli mando un messaggio. Il grande autore Bruno Lanza. Salvatore, grazie. Un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata. Avete acceso la TV, canale 655, Stefano Bollani, Utang e Maradona. Miezze cosce Maradona, poi t'embriachi si chiamata Bruvulone, ma state a casa con sti cosce bancarella, caro bottanga ci sta pure tarantella. Si poi si stanca, può provare una guapparia, può fa farmacia, può soltanto la polizia, ma non da retta, non da fa sta fessaria, che pure allora se può scartare. I sordi già sono pronti per l'abbonamento e tutta gente sono che già pronte per sofà ai sacrifici. Siamo pronti ed allenati per a rumena che non ci fanno tussicare. La canzone di Diego Armando Maradona che ci è costato un sacco di milioni, non è vero? Ma tanto il pueblo sta felice perché lo troviamo a nate con mais. Ti raccomando, non ci fa una tupidone, perché stavolta fosse troppa delusione. Si non scugnizza pure tu con sta gente, solo pallone tene e poi non te ne niente.